5, 4, 3, 2, 1, partita prima concorrente. Prima edizione del trofeo Endurance La Via dell'Acqua. Un nuovo comitato organizzatore, il Circolo Ippico Ponte Alto di Marcon, ha debuttato sabato 14 e domenica 15 in un caldissimo weekend di maggio per questa tappa del calendario veneto valevole come gara regionale di Endurance. Successo di partecipanti, soprattutto nelle categorie riservate ai più piccoli, con tantissimi giovani che hanno gareggiato in sella ai pony. E ne approfitto intanto per ringraziare il Ponte Alto, per ringraziare il Marengo Endurance Team, Raudino, Tandù e Ginetto, che si sono impegnati tantissimo per portare, diciamo, questa unica tappa in Veneto che facciamo quest'anno, e devo dire che il riscontro è stato più che positivo. 120 cavalli in 2 giorni alla prima edizione di questo evento, direi soddisfazione altissima. Nella categoria Pony Avviamento, vittoria di Maddalena Bovo. Nella Pony A, gradino più alto del podio per Emily Spessot e per Erika Loreggia nella Pony B. Nella Under 14, Mia Bazzo ha vinto nella Cen A e Gemma Fabri nella Debuttanti. Categoria Debuttanti ma 27 km poi con il trionfo di Giulia Denardi. Cen A ma sui 54 km con la vittoria di Giulia Maraghini e di Corrado Tiziano nella Cen B sugli 81 km. Siamo contenti che ci siano molti bambini e ragazzi, perché vuol dire che l'endurance avvicina tutti e fa sì anche di avvicinare, oltre all'esperienza del cavallo, anche il territorio, quindi è una simbiosi che si sposa perfettamente. Tanta energia, un clima di sport e festa a rendere ancora più bella la gara, caratterizzata, come racconta il nome del trofeo, da un percorso sviluppato tra le rive del fiume Dese e nei territori della bonifica. E sono proprio questi luoghi meravigliosi, perfetti da vivere lentamente a cavallo, che hanno dato origine al progetto portato avanti dal Circolo Ponte Alto, che sta lavorando per creare una strategica opportunità turistica, un'ipovia che abbracci i comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino. Dopo soprattutto 2 anni molto difficili che ci stiamo lasciando alle spalle, c'è l'esigenza delle persone di stare negli ambienti aperti, di riscoprire la propria terra, di avere più possibilità che sono quelle che lo sport può dare, che le associazioni possono dare e che i territori possono dare. Quando noi mettiamo insieme questi elementi e li amalgamiamo, siamo sicuri che vengono fuori dei progetti molto importanti. Questa disciplina ti porta fuori all'aria aperta a scoprire dei paesaggi ogni giorno diversi e meravigliosi, quindi è un valore aggiunto a questo sport. Esortiamo i genitori ad accompagnare non solo a fare calcio, basket o altre discipline, ma ci si può avvicinare sicuramente al mondo del cavallo e non è un mondo impossibile economicamente. Il prossimo grande appuntamento con l'Endurance sarà il 22 ottobre. Isola della Scala, in provincia di Verona, ospiterà i Mondiali, evento che richiamerà atleti e team di pregio e che punterà i riflettori del mondo sul nostro Veneto.